Oggi è giovedì 14 novembre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 14 novembre 2003. Nell'osservatorio del Monte Palomar, nei pressi di San Diego, in California, gli astronomi statunitensi Michael Brown, Chad Trujillo e David Robinovitz scoprono al di là dell'orbita di Plutone un oggetto celeste che potrebbe essere il 10° pianeta del Sistema Solare. Nei giorni successivi il corpo celeste è osservato anche attraverso altri telescopi in Cile, Spagna, Arizona e alle Hawaii. Si rivela essere un freddo planetoide, classificabile come pianeta nano, di dimensioni approssimativamente pari ai 2/3 di quelle di Plutone. Viene battezzato Sedna, dal nome della divinità Inuit dell'oceano. È l'oggetto più grande mai osservato dopo la scoperta di Plutone nel 1930. Si trova a una distanza di 10 miliardi di chilometri dalla Terra. Le stime del diametro di Sedna oscillano tra 1180 e 1800 km. Impiega circa 10.737,84 anni per descrivere un'orbita completa attorno al Sole. Sedna raggiungerà il perielio, il punto di minima distanza dal Sole, negli anni 2075 e 2076. Sarà un'opportunità unica di esplorazione che si ripeterà solo dopo circa 12.050 anni, nell'anno 14.025. È stato calcolato che al momento del perielio, per raggiungere Sedna con una sonda spaziale si impiegherebbero 24,48 anni, sfruttando l'effetto fionda dato dal giro intorno a Giove. Quindi la sonda dovrebbe partire il 6 maggio 2033 o il 23 giugno 2046. Sedna è citato nel sito di esplorazione del Sistema Solare della NASA, l'ente spaziale statunitense, ma al momento non è stata ancora pianificata alcuna missione. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.